Il 6 maggio 1976 la terra ha tremato per 59 secondi in Friuli Venezia Giulia. Un terremoto devastante ha colpito la mia regione e causato quasi 1000 morti. Per non parlare poi di interi paesi rasi al suolo da una scossa sismica di magnitudo 6,5 sulla scala Richter. Domani è un giorno molto importante per la mia regione perché ricordiamo quel terremoto che 50 anni fa ha segnato profondamente la vita dei friulani e la storia della loro regione. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati, io sono Francesca, insegnante di italiano per stranieri e sul mio canale trovate interviste, racconti e ricette per migliorare il vostro italiano. Quando ero piccola ho sentito la storia di questo terremoto moltissime volte raccontata da diverse prospettive, quella di mia mamma, di mio papà, di mia nonna. Oggi invece ne parliamo insieme a mia zia, che ci racconta come ha vissuto lei quell'estate del 1976. Ho preparato per voi una lista di vocaboli importanti per capire questo racconto. Vi invito a scaricare questo PDF gratuito che trovate qua sotto in descrizione prima di ascoltare la mia intervista. Bene, zia, allora siamo arrivati a una giornata molto importante per il Friuli. Sì. Ci vuoi raccontare un po' che cosa è successo quel giorno, cosa hai vissuto tu con la tua famiglia? Sì, quella sera del 6 maggio era stata una giornata bellissima perché io ero stata a festeggiare il compleanno di un mio amico che viveva poco lontano e tornando a casa in bicicletta la serata era stupenda e si sentiva un profumo meraviglioso di erba tagliata. Sono arrivata a casa con tutte queste sensazioni positive, poi abbiamo cenato, il nonno Beppo andava ogni sera un po' nel bar vicino, la nonna stirava, la nonna Bis e il nonno Denis vedevano la televisione. Quindi una serata qualsiasi? Una serata qualsiasi, con le finestre tutte aperte perché appunto faceva ancora caldo. Il 6 di maggio? Il 6 di maggio. Allora a quel punto abbiamo deciso di andare a prendere un gelato. Io mi sono offerta, sono andata su nel bar e ho comperato credo dei coni, non mi ricordo bene. Tornando indietro tutti i cani abbaiavano, ma abbaiavano male, cioè in modo aggressivo, erano spaventati e io ho pensato ma ci sarà qualcuno che gironzola e quindi sono arrivata a casa, ho chiuso la porta, ho dato un bel giro di chiave e appena arrivata a casa e chiusa la porta a chiave, sono arrivata in cucina ed è iniziato un rumore terribile, è andata via subito la luce e ci siamo trovati a uscire a tentoni dalla cucina e dalla sala con questo terreno che si muoveva. Prima avevamo il terreno sotto i piedi, poi non ce l'avevamo più, infatti sono state delle scosse sia sussultorie che ondulatorie. Quindi spiegano sussultorie e ondulatorie, okay. Quindi si vibrava orizzontalmente e verticalmente e siamo arrivati alla porta e chiaramente con questi movimenti non trovavamo la chiave, non si riusciva ad aprire. Finalmente quando abbiamo aperto, cioè quando è finita la scossa che è durata 1 minuto, quindi lunghissima, siamo usciti nel cortile spaventati, era tutto buio, tutti erano fuori, non sapevamo bene come muoverci e cosa fare. Il nonno è arrivato di corsa dal bar perché chiaramente anche lui è tornato a casa velocemente. Subito dopo, nell'arco di pochissimo tempo, devo dire, il sindaco ha mandato delle persone con gli altoparlanti a dire di non entrare nelle case. Quella sera? Immediatamente, ma nel giro, non dico una mezz'oretta, un 3/4 d'ora dopo, quando noi eravamo ancora tutti frastornati e non si aveva l'idea di cosa fare,
quando la nonna voleva entrare, diceva almeno per prendersi un golf, e noi le dicevamo no, non entrare che è pericoloso. Perché non sapevate quando sarebbe venuta la prossima scossa. Sì, perché ci aspettavamo altre scosse, che infatti sono venute. Quella sera stessa, tantissime, non così forti, si chiamano scosse di assestamento, che sono durate tantissimo, tanti giorni, e poi ogni tanto durante l'estate anche si sentiva. Subito, diciamo nell'arco di un'oretta, avevamo queste indicazioni da parte del comune di non entrare in casa. Subito dopo si sono viste sulla statale delle lunghe colonne di soldati che si dirigevano verso Gemona, verso nord. Noi non sapevamo verso Gemona. Allora, Gemona è stata la città più vicina all'epicentro. Sì, e quindi Gemona, Osoppo, poi Venzone, assolutamente, Cavazzo, Montenasco, cioè tutta quell'area vicino al Monte Simeone dove è stato l'epicentro. Tantissimi soldati su questi camion sono passati per andare per i primi soccorsi. Tanto è vero che abbiamo avuto subito la percezione di un disastro, perché altrimenti non sarebbero partite queste lunghe colonne di soccorsi. Ma quindi ovviamente non funzionava la luce, quindi voi non sapevate dalla radio, dalla televisione? No, non avevamo alcuna percezione di quello che era successo, non sapevamo nulla. Però naturalmente si capiva che era successo qualcosa di grave. Passavano anche ambulanze, insomma era evidente che da qualche parte era successo una cosa molto più grave di quella che era capitata a noi. Noi non abbiamo avuto nel nostro comune persone che si sono né ferite né forse qualche ferito, ma non in modo grave. E case crollate? E neanche case crollate. Danneggiate però sì? Danneggiate sì, anche parecchio. La vostra casa era stata danneggiata? La nostra casa era stata danneggiata in particolare al piano superiore, per cui avevamo una grossa apertura nell'angolo del muro. Quindi da quel momento in poi subito c'è stata una grandissima mobilitazione. Noi non avevamo la luce, non mi ricordo per quanti giorni siamo rimasti senza, a dir la verità. Cavolo! Però era estate, per cui ormai eravamo in una stagione bella, per cui anche diciamo andava bene, non eravamo in pieno inverno, per cui non si aveva bisogno. Ma quella prima notte lì, quindi la gente che non poteva rientrare in casa cosa ha fatto? Siamo stati in piedi tutta la notte perché ovviamente eravamo spaventati. Non so se abbiamo creato un giaciglio lì nel garage, un giaciglio provvisorio per i nonni, perché si possano distendere. I nonni volevano addirittura rientrare in casa, ma chiaramente abbiamo cercato di convincerli a star fuori. E poi i giorni successivi ci portavano l'acqua, perché anche le falde acquifere erano state danneggiate, per cui non si era sicuri che l'acqua fosse pulita, quindi la utilizzavamo solo bollita per fare una pasta, e ci hanno subito distribuito delle pastiglie da prendere, non mi ricordo quanti giorni, però abbastanza a lungo, da prendere per evitare epidemie. Noi non avevamo bisogno di soccorsi particolari perché appunto avevamo le case abbastanza, sì, che si poteva utilizzare velocemente. Però voi quell'estate non l'avete passata in casa? No, in casa no, perché tra l'altro il nonno ha fatto sistemare subito la stanza che era danneggiata e avevano dovuto puntellare tutto il soffitto sotto, quindi quello della cucina. Puntellato cosa vuol dire? Puntellato con dei rinforzi che tengono su il soffitto, e quindi la cucina era inagibile. E avevamo sistemato quella stanzina dietro
dove la nonna cucinava e dove si mangiava, ma si poteva mangiare anche fuori, insomma. Quindi dietro la casa di mia nonna c'è una stanza che era una vecchia stalla che è stata riorganizzata per essere una cucina, insomma, senza gli animali. Quindi la nonna bis e la nonna cucinavano lì, Sì. ma voi dormivate dove? Noi per tutta l'estate abbiamo dormito in questo garage. I nonni però sono rientrati a dormire nella loro camera, anche perché era piano a terra, non era danneggiata ed era subito sull'ingresso della casa, quindi potevano anche uscire. Però io mi ricordo un dettaglio della mamma che mi raccontava che lei tutta l'estate ha dormito in questo garage con gli occhiali da vista in mano. No, ma erano proprio, ecco, erano delle prescrizioni proprio, da avere uno zainetto pronto per ogni eventualità, quindi con un paio di scarpe di ricambio, con una tuta, con un K-Way comunque, insomma, con una giacca da pioggia. Ecco, un cambio, diciamo, completo che ci permettesse di essere autonomi. Se dovesse succedere qualcosa di peggio, di dover allontanarsi anche da lì. Questo terremoto è avvenuto il 6 maggio del 76. In Italia a giugno si svolgono sempre gli esami di maturità, con gli esami dell'ultimo anno di scuola superiore e gli esami anche di terza media. Cosa è successo quell'anno alla scuola? La scuola è stata interrotta per noi il 6 maggio in tutta la provincia di Udine e Pordenone. Abbiamo concluso la scuola lì perché intanto le scuole non erano agibili. Assolutamente. Poi perché comunque anche raggiungere la scuola non era possibile, non era così agevole, per cui la scuola è stata interrotta lì. Per gli esami di terza media sono stati saltati. La mamma avrebbe dovuto fare l'esame di terza media e non l'ha fatto. Mentre per le superiori è stato fatto un orale, di solito c'è un esame scritto, ci sono 3 esami scritti, un esame orale. Quell'anno sono saltati gli esami scritti ed è stato hanno fatto solo un orale perché oggettivamente era impossibile fare altro. È stata un'estate particolare, molto calda, anche se credo 10 giorni dopo c'è stato allora intanto nelle zone terremotate, fortemente terremotate, dove le persone hanno dovuto abbandonare le case e sono state allestite delle tendopoli di emergenza, diciamo, le prime cose. Una settimana o 10 giorni dopo il terremoto? Sì, è venuto un temporale terribile che ha rovesciato molte tende, quindi una disperazione. Quindi le tendopoli hanno subito dei danni che con l'aiuto di tutte queste persone che sono arrivate ad aiutare anche da lontano, perché in Carnia comunque ci sono c'erano molte caserme di alpini e chi è stato alpino qui torna sempre volentieri, quindi sono arrivati molte persone volontarie, molti giovani, quindi moltissimi si sono riuniti per cercare di aiutare. Queste persone però dovevano essere organizzate perché non è che uno arriva lì e si mette a fare cosa. Quindi pian pianino gli aiuti sono stati coordinati e distribuiti alle persone ad aiutare e un po' alla volta. Ma chi gestiva la protezione civile? Non esisteva la protezione civile, è nata in Friuli con il terremoto perché a un certo punto ci si è resi conto che l'area era molto vasta e molti avevano delle necessità e arrivavano tante persone che però dovevano essere organizzate e coordinate. E così è nata? Quindi pian pianino è nata la protezione civile che ha fatto da esempio in tutta Italia. Ma senti zia, il terremoto è stato un momento di cambiamento per il Friuli? Sì, c'è un prima e un dopo? Certo che sì. Mi pare che la nonna mi raccontasse che c'era stato questo vescovo di Udine che aveva detto prima si ricostruiscono le fabbriche. Certo. Poi si ricostruiscono le case e poi si ricostruiscono le chiese. Sì, è stato molto importante anche questa sensibilità.
il lavoro era indispensabile, non solo ricostruire, mettere a posto, bisognava avere il lavoro, perché anche molte fabbriche erano state distrutte, quindi prima bisognava ricostruire il lavoro, le scuole, le case e infine le chiese, che sono state le ultime a essere sistemate, tanto è vero che la chiesa di Fagagna, quella di San Giacomo, è stata aperta tantissimi anni dopo, credo i primi anni 90. Wow! Sì. Quindi sì, si parla di... Un 15 anni dopo. Wow, sì, perché non era così fondamentale come altre cose. La chiesa di Ciconico nell'88. Quindi 12 anni dopo. Sì, ecco, le chiese hanno dai 10 anni in poi sono state ricostruite. No, però è interessante che un vescovo metta queste priorità, sì, il vescovo e anche i parroci che hanno avuto un ruolo importante anche loro per tenere vicino la comunità, per dare coraggio. Da quello che avevo capito, il Friuli da dopo il terremoto è fiorito. Allora, era una zona agricola, una zona che tutti ritenevano depressa perché era prevalentemente agricola, mentre tutto il nord Italia era più industrializzato, quindi veniva ritenuta una zona secondaria. Dopo il terremoto c'è stato un notevole incremento delle attività, perché chiaramente la ricostruzione ha richiamato delle ditte che ricostruivano, appunto, no? Ha avuto una forte spinta l'economia. Oltre che i nostri paesi sono stati ricostruiti in modo esemplare, secondo me, cioè non hanno distrutto tutto e costruito il paese da un'altra parte. Tutti hanno cercato di ricostruire dove era e anche com'era. Sicuramente Venzone, Osopo, Gemona hanno dato sono l'esempio classico, no? Venzone in particolare, che hanno ricostruito il Duomo identico, anche numerando tutte le pietre e risalendo alle vecchie foto ricostruito identico. Quindi è stato un esempio di ricostruzione interessante, diverso da quello che è stato fatto in altri luoghi. In altri luoghi invece viene distrutto, abbattuto tutto e ricostruito il paese nuovo da un'altra parte. Quindi comunque il Friuli è stato preso a modello sia per la protezione civile, sia per il tipo di ricostruzione e la grande collaborazione che c'è stata fra tutti in modo da ricostruire, insomma, il più presto possibile, ripartire il più presto possibile. Ci sono stati anche nella ricostruzione un po' delle brutture, non so, tipo certi municipi giganti in paesi sperduti. Diciamo che non è proprio tutto rose e fiori, però nel complesso il Friuli anche si è fatto conoscere, ci sono state delle spinte positive. E arriviamo alla fine dell'estate. L'estate io e la mia famiglia l'abbiamo passata praticamente sotto il pergolato di Guido a ricamare e lavorare all'uncinetto con una nostra amica. Ma poi è arrivato settembre, dovevamo ricominciare scuola, le attività anche industriali dove era possibile erano ripartite, molte case dove non c'erano stati danni enormi erano già state riparate ed è all'improvviso arrivata l'11 di settembre, verso le 11 del mattino, un'altra scossa potentissima che però è durata poco, per fortuna. Le persone si sono molto molto spaventate perché il terremoto, quel temporale terribile che ha distrutto le tendopoli, ricostruiscono e di nuovo il terremoto, insomma, è stato un po' impegnativo. E poi noi per molto tempo abbiamo ancora dormito un po' nel garage, ma ormai avevamo iniziato scuola, faceva freddo e ci siamo rassegnati a tornare a casa, tornare in casa.
e per un periodo piuttosto lungo abbiamo dormito tutti nella camera nostra. Poi i nonni si sono stufati anche di quello, perché dormire in 4 in una stanza sì, è troppo. era un po'... Però è possibile che avevo sentito che a settembre molte persone della zona di Gemona erano state spostate a Grado? Anche prima, perché finito il periodo estivo, dove molti si erano trasferiti, diciamo, soprattutto le donne con i bambini. Dove si erano trasferiti? A Grado e Lignano, Okay. Bibbione, Jesolo. Ma erano insomma. ospitati da qualcuno? Allora, chi aveva la casa andava là, no? Non tutta la famiglia, di solito gli uomini rimanevano per aiutare sul territorio. A settembre sì, è finito un po' la stagione estiva, perché non c'era stato grande movimento, i turisti non erano venuti, erano tutti locali. Allora gli alberghi hanno messo a disposizione le camere per le famiglie, ospitare le persone che erano rimasti proprio senza casa del tutto. E quindi dopo le scuole sono ricominciate e pian piano è tornata la normalità. Per lungo tempo non era proprio normalità, perché ad esempio io, che ero ancora al liceo, avevamo un piano solo, tutto puntellato, quindi il primo piano era inagibile, per cui alcune aule erano lì, altre le avranno disposte in qualche altra sede, e poi un po' alla volta ci siamo abituati a sentire queste scosse. Perché sono continuate anche nell'autunno poi? Sono continuate molto più leggere, e nel frattempo nei paesi è continuata l'attività di recupero e di restauro e di ricostruzione per tanti anni. Non so esattamente quando possiamo dire di aver ricostruito proprio tutto, sicuramente negli anni 90. E poi il Friuli chiaramente è cambiato completamente, sia dal punto di vista della fisionomia, perché le case erano nuove, erano tutte antisismiche, insomma sono entrati anche nuovi modi di costruire obbligatori, perché il nostro territorio, anche se ce ne eravamo dimenticati, è un territorio a forte rischio sismico, un elevatissimo rischio sismico. E quindi sono state prese delle misure di prevenzione anche nelle scuole, con delle vie di fuga, con delle esercitazioni. Bene, grazie zia per questo racconto. Sì, tanti ricordi, e sembra impossibile che siano già passati 50 anni da quell'evento veramente complicato, e che ha segnato la nostra giovinezza, perché in fin dei conti, insomma, è stata la prima grande esperienza terribile, questa prima grande catastrofe. Poi c'è stato più avanti il Covid, quello molto più avanti, ma diciamo che 2 grossi importanti eventi che hanno segnato la nostra storia, insomma, sono stati questi. I nonni hanno avuto anche la guerra, la nonna bis, le 2 guerre. I nonni, la seconda, erano bambini, il nonno era Balilla. E noi il primo evento traumatico è stato il terremoto. Però il Friuli ne è uscito forte. Sì, riceviamo sempre i complimenti, no, per questo. Va bene, grazie mille. Bene, ciao, a presto per un altro video.